Grande adesione allo sciopero indetto dai Cobas e dalle principali sigle della scuola, mentre a Roma scendono in piazza tutte le sigle sindacali per una manifestazione nazionale. Davanti alla prefettura patavina si danno appuntamento i Cobas per dire no ai tagli che la politica vuole fare alla scuola. Che se non si inverte questa tendenza, noi continueremo a trovare classi sovraffollate, aule cadenti, e questo mette a rischio non solo la salute degli studenti, ma mette soprattutto a rischio la possibilità di lavorare in maniera decorosa per noi insegnanti. Noi siamo lì per dare il massimo ai nostri studenti, per far sì che diventino dei cittadini consapevoli. Lavorando con 32-34 alunni per classe, questo non è consentito. Tagli alla scuola significano studenti e cittadini meno preparati, ci dicono. Per i prossimi 2 anni è prevista una riduzione dell'investimento sul PIL per istruzione dello 0,5%, che va a coincidere esattamente con quello che si è deciso di investire in armi. Ecco, noi riteniamo che anche questa sia una cosa totalmente disdicevole. Precarietà e classi affollate, questo è lo scenario che raccontano gli insegnanti. Io ho classi molto numerose a Lici di Mestrino, ho classi da 28 alunni. Adesso c'è un lieve calo demografico, allora siamo passati a 23, però le classi sono decisamente numerose perché terze di 28 alunni non favoriscono l'inclusione, per esempio, fanno fare fatica a seguire coloro che hanno tempi più dilatati rispetto ad altri studenti. E soprattutto nelle prime abbiamo veramente molti studenti, minimo 27, e resto allibito che dopo tutti i proclami ascoltati con il primo lockdown duro, basta classi pollaio, adesso ce ne siamo tutti dimenticati. Quali sono le proposte del governo? È taglio al personale. Veramente una delusione enorme. C'era un'occasione di rilancio, di effettivamente abbattimento del rapporto numero docenti, numero studenti, e invece perso un'occasione. Io sono alcuni anni che insegno e non vedo perché, visto la situazione che c'è adesso a scuola, no? Delle classi sempre molto affollate, c'è bisogno invece di creare più classi e quindi di più insegnanti. È un assurdo che si voglia applicare dei tagli così importanti, assurdo.